no. Non è vero. Vabbè. Buongiorno e benvenuti a 7 in punto. Questa mattina parliamo di fondo pensione, stavamo proprio parlando nel fuori onda, forse si è sentito qualcosa nell'inizio di trasmissione. Do il buongiorno e il benvenuto a Franco Lorenzon, che è vicepresidente di Solidarietà Veneto, che è un fondo pensione particolare, esiste da 30 anni ma particolare perché è stato innovativo. Ci vuole spiegare quali sono state le caratteristiche che hanno determinato questa innovazione negli anni per arrivare poi a dei risultati che vedremo e ci spiegherà dopo, sono dei risultati entusiasmanti in aumento addirittura in un periodo nefasto come quello del 2020 caratterizzato dalla pandemia. Sì, buongiorno a tutti. Questo fondo pensione nasce nel 1990 e nasce dalla volontà di una parte sindacale, la CISL, che poi assieme alla Confindustria e successivamente agli artigiani, la piccola industria, i lavoratori del settore anche dell'agricoltura e i lavoratori autonomi, gli ultimi arrivati, hanno pensato di inventare un fondo che fosse di tipo regionale. Come dicevamo fuori onda, è un fondo, come dire, unico nel suo genere, perché esistono solo due fondi, uno nel Trentino e uno nella Valle d'Aosta, però sono regioni a statuto speciale. Tutti i fondi pensione nascono dai contratti nazionali, quindi sono fondi di categoria. Ecco, il nostro è un fondo intercategoriale e quindi si rivolge a tutti il settore dell'agricoltura, a tutto il settore dell'industria, a tutto dell'artigianato e anche altri dei lavoratori autonomi. Questo fondo, essendo intercategoriale, ha dei vantaggi perché uno può cambiare lavoro e rimane nel nostro fondo e quindi dopo 30 anni, abbiamo celebrato proprio l'anno scorso a gennaio, appena prima della chiusura della pandemia, abbiamo fatto una bella iniziativa che ha raccolto tutta questa esperienza che nasce dall'idea di portare anche i lavoratori con un reddito medio-basso. I fondi pensioni non sono inventati 30 anni fa, c'erano anche prima, soprattutto nelle banche e soprattutto nelle grandi aziende statali, Montedison sto pensando, eccetera. L'idea di portarli per lavoratori di reddito medio-basso è stata l'innovazione che era basata su un presupposto molto semplice, che non servivano tantissimi soldi da mettere via, allora si parlava addirittura di 35.000 lire, 35.000 che sarebbero 12 euro oggi al mese, ma su un fatto fondamentale dei fondi pensione che è il fattore tempo, cioè se tu hai la possibilità di accantonare delle risorse per un periodo di tempo molto lungo attraverso gli investimenti e i cosiddetti interessi composti che diventano capitale, alla fine del periodo tu puoi avere un montante, cioè la somma di tutti questi versamenti più gli interessi, che ti consente, allora pensavamo e oggi siamo arrivati al dunque, ti consente di avere un'integrazione della pensione dal momento che nel frattempo le pensioni hanno subito, stanno subendo, io ho fatto attività sindacale per 40 anni e non è passato anno in cui non si sia parlato delle pensioni. Stanno subendo delle contrazioni sia dal punto di vista, se vogliamo, della cifra finale, perché si è passati dal retributivo al contributivo e questo forse probabilmente ha anche un senso di giustizia. Però da qui poi la somma già ridotta in base al numero dei contributi versati, ma di fatto allunga i tempi per andare in pensione. Oggi si parla addirittura di 67 anni, è vero, c'è stata quota 100, eccetera, eccetera, c'è stato qualche scivolo, però come lei diceva si allungano notevolmente i tempi per cui uno può... Il motivo principale per cui c'è stata anche questo tipo di scivolamento, come dice lei, è dovuto a una grande modifica sul piano demografico, no? Voi sapete che le pensioni pubbliche sono rette da un sistema, si dice, a ripartizione, cioè i contributi che verso io oggi servono per i pensionati di domani. La mia pensione oggi viene basata sui contributi di quelli che lavorano oggi. Se però quelli che lavorano sono la metà di quelli che vanno in pensione. Abbiamo avuto l'invecchiamento della popolazione e anche una certa contrazione del numero dei lavoratori e questo ha reso l'equilibrio più instabile e soggetto a continui contrattazioni
Di conseguenza noi potevamo stare con le mani in mano o metterci a protestare oppure a inventarci questo tipo di fondo che strada facendo è arrivato, e l'anno scorso siamo arrivati alla bella cifra di 113.000 iscritti. Nell'arco di 30 anni abbiamo portato a 113.000 iscritti, e dati del bilancio che abbiamo approvato la settimana scorsa del 2020 ci dice anche che abbiamo un accantonamento di 1.600.000.000. Senta, come ci si iscrive? Lei prima ha fatto degli accenni, no? Con la contrattazione aziendale, per cui ci sono delle aziende che automaticamente aderiscono con tutti i lavoratori al fondo. Ha parlato anche di liberi professionisti, ha parlato del fatto che quando uno cambiasse lavoro può mantenere la continuità con il fondo. Ci fa capire? Sì, allora, prima di tutto noi parliamo di un fondo pensione cosiddetto negoziale o contrattuale. È una tipologia che viene riconosciuta dalla legge e dà alle parti sociali, imprenditori da una parte e sindacati dall'altra, la possibilità di costituire questi fondi che sono cosiddetti bilaterali. Essi nascono dalla contrattazione che può essere di tipo aziendale, regionale o nazionale. I fondi nazionali hanno dato vita la contrattazione nazionale ha dato vita ai fondi nazionali. Qui è intervenuta la contrattazione regionale che, come dicevo prima, ha interessato esclusivamente la CISL prima e poi anche la UIL, e poi gli imprenditori della Confindustria, dell'API e dell'artigianato. Naturalmente al nostro fondo possono aderire solo e soltanto lavoratori che sono dentro a questo tipo di contrattazione, a meno che, e questo è sempre possibile, a livello aziendale o anche perfino a livello individuale ci sia un accordo o un regolamento tra il datore di lavoro e il lavoratore che dice tu puoi versare sicuramente a quello che è previsto dal contratto nazionale, ma in più puoi anche iscriverti a un fondo pensione regionale. Quindi è la contrattazione che decide. Se c'è quella regionale, automaticamente tutti quelli dell'industria... Si va per gradi, insomma. Sì, automaticamente. Se però, ecco, noi abbiamo un ambito che è escluso dal punto di vista della contrattazione regionale, che è quello del settore commercio e del terziario. Però nulla vieta che un'azienda del settore commercio o del terziario o del turismo... Una contrattazione personale, individuale... O anche un accordo aziendale che dice vi offro l'opportunità in più a quella che già avete del fondo nazionale di iscrivervi anche al fondo regionale. Ci fa capire nel caso di queste aziende praticamente come funziona la contribuzione? È il TFR che non rimane in azienda e va in fondo? La contribuzione ai fondi pensione viene determinata dalla contrattazione. Le modalità e gli importi sono suddivisi in 3 tipologie: un contributo dell'azienda e un contributo del lavoratore, in genere è uguale. È cominciato gli anni passati con un 1%, adesso i vari contratti variano, arrivano all'1,5%, al 2%, il 2,5%, credo anche al 3%, quindi un 3% supponiamo dato dal datore di lavoro, a cui corrisponde un prelievo del 3% dalla busta paga. A queste 2 tipologie si aggiunge il trattamento di fine rapporto che in questa maniera viene devoluto a fini previdenziali. Che vantaggi hanno le aziende dell'applicare questa contribuzione al fondo? È un modo per dare un benefit al lavoratore o hanno comunque anche una defiscalizzazione? Assolutamente, da questo punto di vista i soldi che per esempio l'azienda dà a un fondo non sono cosiddette lordi e quindi soggetti a imposizione previdenziale e anche fiscale, ma sono sostanzialmente netti. Quindi anche l'azienda ha interesse a corrispondere ai propri lavoratori delle somme anziché metterle in busta paga dove sono soggetti... straordinario, premi produzione. Sì, adesso ci sono vari accordi aziendali, soprattutto
negli ultimi 10 anni è cresciuto molto la contrattazione sul welfare aziendale. Certo. Ecco, nel welfare aziendale la finalizzazione verso fondi previdenziali sfrutta questi benefici che consentono di ridurre l'imposizione fiscale e anche la stessa previdenziale, no? E quindi che si basa sul meccanismo molto semplice. Lo Stato dice tu, e lo dice all'azienda ma anche al lavoratore, tu lavoratore ti incarichi di accantonare delle risorse. Per il fatto che tu non le godi subito, non le vai a spendere subito, io ti do un'agevolazione di carattere previdenziale e fiscale che favorisce questo tuo risparmio. In che cosa consiste questa agevolazione? Beh, l'agevolazione previdenziale è che si può detrarre, suppongo. Sì, si può detrarre, e la somma che viene non solo non viene soggetta a tassazione previdenziale, ma addirittura viene detratta dalla dichiarazione di redditi. Sì. Io quest'anno, supponiamo, le do un'idea, il versamento sui fondi pensione è di 2.500 euro all'anno mediamente, no? Di questi un terzo è fatto dalle somme dell'azienda e dei lavoratori, questo terzo viene dedotto dalle imposte della dichiarazione di redditi. Il trattamento di fine rapporto, che ha una tassazione sua particolare, anche quello non è messo dentro in busta paga perché lei sa che non viene accantonato, però nel momento in cui uno va a ricevere il proprio trattamento di fine rapporto, a fine vita, a fine percorso con quell'azienda, avrebbe una tassazione minimo del 23% più una media sugli ultimi anni. Da noi arriva al massimo al 15%. Insomma, quindi un vantaggio. Un vantaggio, e poi la erogazione della prestazione è soggetta anche quella a una tassazione favorevole. Non è una tassazione ancora allineata a quella dei fondi pensioni europei, è ancora alta. È ancora altina. Sa come mai? Eccoci. Però abbiamo questo gusto per le tasse un po'. Però, come dire, comunque è assolutamente conveniente, assieme alla convenienza di un altro elemento decisivo, e cioè il discorso dei costi. I costi di gestione di questi, non avendo scopo di lucro i fondi pensione, si mantengono su un livello assolutamente basso, attorno allo 0,15-0,20%, insomma, no? Che 0,11-0,12 è il nostro per la gestione finanziaria, più un altro 0,11 per l'amministrazione. Praticamente è costo 10 volte inferiore a quello dei PIP, cioè dei programmi individuali, e questo la dice lunga su un vantaggio a accantonare dei soldi anziché spenderli in consumo immediato. Si diceva prima, lei ha accennato che dall'assemblea che avete fatto a fine aprile è emerso che sono aumentati i soci, ma è aumentato anche di conseguenza il capitale, 1,3 miliardi, 1,6 miliardi. E uno potrebbe dire, io faccio una contribuzione mensile, ma qual è il tasso di interesse? Cioè, non toccando questi soldi, perché poi vedremo che si tratta anche di un fondo pensione che può essere una specie di tesoretto a cui attingere in casi di prima necessità. Esattamente. Ecco, ma qual è il tasso di interesse? Perché considerando che ormai nessuno dà più interessi, anzi anche un conto corrente diventa un costo, esattamente, siamo contenti se c'è chi ti abbatte le spese, però comunque c'è il costo delle tasse. Negli ultimi 2 anni noi abbiamo formulato la dicitura nel deserto dei tassi bassi, no? E se i costi si mangiano anche gli rendimenti. Ecco, sì, infatti conviene avere debiti in questo momento. Ecco, sì, scusi la battuta, ma... non sempre, insomma. Eccoci. Gli interessi che maturano attraverso le somme versate sono interessi che vengono ottenuti attraverso degli investimenti, no? Quindi attenzione, una cosa lo diciamo senza problemi, un margine di rischio c'è sempre quando uno fa gli investimenti. Perché fate investimenti anche in azioni, non è? Perché altrimenti... noi non siamo lo Stato che garantisce, poi quanto possa garantire non lo sappiamo, ma noi non possiamo garantire un rendimento, possiamo semplicemente dire cosa è successo in 30 anni, no? E come lei ben sa, gli interessi sono tanto più alti quanto sono maggiori i rischi. Ora noi non dobbiamo
dobbiamo fare attività speculativa, dobbiamo garantire una pensione, punto. Sotto questo profilo il fondo è strutturato in 4 comparti, perché le esigenze di uno che ha 20 anni sono diverse dalle esigenze di uno che ne ha 40 e dalle esigenze di uno che ne ha 60. Uno che ha 60 anni non può permettersi di fare investimenti un po' troppo impegnativi, no? Perché se dopo deve prelevare i soldi per andare in pensione nel momento in cui la borsa va giù, perde tutto, no? Mentre un giovane può permettersi il lusso di stare 20-30 anni con i soldi impiegati con un andamento variabile, no? Si dice appunto che c'è un andamento. Pensi che l'anno scorso abbiamo avuto la variazione più grande di tutti i 30 anni, no? Al mese di marzo, quando è scoppiato il Covid, uno dei nostri 4 comparti, dopo noi siamo suddivisi per 4 comparti, quello per i più giovani, quelli medi, e quello più Quindi più sono dei vestiti quasi sartoriali. Esattamente. Studiati? E quello che era il dinamico, diciamo così, a marzo aveva fatto, credo se non ricordo male, -7, -8. E a dicembre era a +9. Quindi nell'arco di un anno è andato dal -8. Se tu prelevi questi soldi quando è -7, eccoci, tutti vorrebbero prelevarli quando hanno il +9. Il problema è di saperlo quando è il momento giusto. Appunto. Allora, questo per dirle che cosa? Che noi abbiamo 4 comparti, uno è il dinamico, che è riservato a coloro che sono più distanti di 25 anni dal momento pensionistico. E che hanno ancora tante prospettive davanti. Esattamente, poi c'è quello che chiamiamo reddito, che è quello subito dopo, cioè alla fine c'è quello prudente e da ultimo quello cosiddetto garantito, no? Ecco, in questi 4 comparti, e torniamo al giudizio che diamo sull'andamento dell'anno scorso, su quello più dinamico abbiamo sfiorato il 10%, il 9,7%, sul reddito siamo sul 4,5% e sul prudente e sul garantito attorno al 2%. Quindi in tutti i settori, in tutti i comparti abbiamo avuto una resa che, detta così, può lasciare il tempo che trova. Noi siamo un fondo pensione che guarda all'interno, e quindi un anno può andare bene, un anno può andare male. In realtà noi abbiamo delle valutazioni che possiamo fare negli anni, ecco, le volevo citare solo negli ultimi 10 anni. I fondi appena detti hanno avuto il fondo garantito un 23% e 24%, 31% quello prudente, 40% quello reddito e 76% dinamico in 10 anni, vuol dire una media del 9% per il dinamico, del 6%, del 5% e del 2%. Insomma, uno va in pensione con qualcosa di più rispetto a quello che ha versato. Assolutamente, assolutamente. Questo era il presupposto, a costi più bassi e con un contributo dell'azienda e con un riconoscimento fiscale. Lei capisce che tutto questo dovrebbe indurre e sta inducendo molti, anche giovani, a interessarsi a questa realtà. Mi verrebbe da dire che avete avuto visione tanti anni fa, soprattutto perché le forze sindacali con le forze aziendali, no, si sono messe a trovare una formula, perché comunque in qualche modo era previsto che il mondo del lavoro potesse cambiare, che certo dinamismo, eccetera, eccetera. Posso dire una cosa? Non poteva che nascere nel Veneto. Immagino. No, adesso ho fatto la battuta, ma c'è un perché, il perché è che alle volte di fronte a un problema ci sono 2 tipi di reazioni. La protesta? La protesta è chi la proposta. E chi si tira sulle maniche, no? E noi abbiamo provato a dare delle risposte, insomma, a come venirne fuori. Ovviamente lei ha sottolineato una cosa molto importante: queste cose vanno fatte per tempo, cioè quando arrivi all'ultimo secondo c'è solo la protesta o il suicidio, mentre se la prendi con calma le cose ed è una cosa che è stata molto molto apprezzata dai nostri iscritti, siamo stati, come dire, molto gratificati dalla fiducia e che continua a essere molto forte. A proposito di questa visione, no? Perché la visione non è che è solo in prospettiva, è una continua visione, cioè non è che voi avete formulato uno schema e questo schema sia rimasto statico, perché comunque lei diceva una cosa interessante: l'anno della pandemia uno immaginava che in realtà abbia dato dei risultati che
vi ha meravigliato. Lei citava prima i giovani, no? Il segmento dinamico, ma non è solo mettere a accantonare una pensione integrativa, ma anche poter iniziare a progettare percorsi di vita in cui la pensione può diventare uno scivolo, può diventare un'opportunità per esperienze. È solo l'ultimo atto di un progetto e di una programmazione che noi abbiamo ridefinito. La pensione non è più un diritto, non è solo un diritto, è un progetto. È un progetto nel senso che... Poi sul fatto che sia un diritto garantito, sì, lo è in quanto finito il lavoro una pensione ti arriva. Poi come sia questa pensione... Cioè forse ci sarebbe il diritto di avere una pensione capace di garantirti una qualità di vita dignitosa. Eccoci. Questo è il diritto che mi sembra stia un po' mancando. Sì, è cambiato anche un approccio culturale e mentale, no? Mentre noi siamo sempre stati abituati a ritenere la pensione come un affare che riguarda lo Stato verso il quale tu contratti, noi abbiamo introdotto il concetto invece che un pezzo, non tutto, ma un pezzo della pensione è anche compito tuo realizzarlo, è tua consapevolezza, è tua responsabilità. Con la logica del risparmio personale. Con la logica del risparmio che peraltro, ripeto, in Veneto... Ma anche in Italia sappiamo anche in Italia, che siamo delle formichine, se non erro, è un altro dato che è emerso, che sempre in questo anno 2020, con crisi, posti di lavoro persi, però è aumentato il risparmio. Si vede che chi dispone, ha potuto continuare a lavorare o dispone di cifre, necessariamente ha risparmiato. Perché comunque... per due ragioni. Chi ha potuto lavorare nel settore manifatturiero, grazie al cielo, la cosa non è andata malissimo, anzi è andata, che è il settore nel quale sono la maggioranza degli iscritti nostri, per un motivo che non hanno speso, sono andati fuori al ristorante a mangiare anche la pizza e roba del genere, e dall'altra c'è quel meccanismo di autoconservazione che dice nei momenti di crisi prima di spendere ci penso due volte. In realtà noi abbiamo scoperto che le anticipazioni che magari prima davamo anche ai lavoratori che chiedevano per spese particolari sono perfino diminuite, quindi l'anno scorso abbiamo avuto proprio un incremento di quasi 200 milioni di patrimonio dovuto sia ai nuovi iscritti sia anche ai rendimenti che dicevo prima. Ma questo perché negli anni precedenti magari chiedevano degli anticipi anche per iniziative, non dico superflue, ma non di prima necessità, perché diciamolo, forse non l'abbiamo detto, no? Si possono chiedere anticipazioni. Per salute, per la casa e poi anche una parte fino al 30% senza motivazioni specifiche. Forse su questo 30% che si è preferito avere una visione conservativa e dire chissà cosa succede. Sicuramente. Beh, lei sa benissimo che su 113.000 iscritti, anche se fosse l'1%, sarebbero 1.000 persone che chiedono, e quindi sotto questo profilo c'è stata sicuramente una propensione al risparmio. E quindi farete più investimenti? Ecco, un'altra cosa che volevo chiederle, come funzionano i vostri investimenti? Lei parlava di mercato azionario, eccetera, ma c'è tutto anche qui una diversificazione, no? Eccoci, lei ha usato la parola che viene usata in maniera scientifica dal nostro punto di vista, cioè diversificazione. Lei sa benissimo che tutte le uova non vanno messe nello stesso paniere, perché altrimenti qualcosa si rompe. E quindi non c'è alcun dubbio che la prima cosa che noi facciamo è che non abbiamo investimenti a rischio estremo, no? Cioè gli investimenti di tipo speculativo. Sono tutti investimenti, e anche nei nostri fondi quello dinamico, per dire... perché Solidarietà Veneto sarebbe un po' una contraddizione in termini, no? Ma al massimo il 55% di azioni, poi ci sono titoli di Stato che riequilibrano tutta la faccenda. Eccoci. Io credo, adesso non ho il dato preciso, ma credo che investiamo in circa 1.500 aziende non direttamente noi, ma attraverso dei soggetti che sono le cosiddette SGR, società di risparmio gestito, che su nostra indicazione vanno a investire in azioni anziché obbligazioni, quali obbligazioni in Italia, all'estero, nei paesi emergenti, negli Stati Uniti, eccetera, con un'avvertenza che noi curiamo in maniera maniacale, che il rischio va sempre diversificato, no?
E ultimamente abbiamo continuato a diversificare anche trovando modo di investire anche nell'economia reale, anche qui del nostro Veneto, offrendo l'opportunità di finanziare attività di carattere imprenditoriale o anche di carattere istituzionale. Quindi investite nelle imprese del territorio, per assurdo, anche nelle imprese associate che sono soci, potrebbe essere un percorso anche questo? Sì, avendo ben attenzione ai conflitti di interesse. Assolutamente. Perché altrimenti anche qui bisogna stare molto attenti. Investire nel territorio, investire nell'umus in cui opera una realtà è comunque una forma di adiuvante per la realtà stessa. Sì, abbiamo prima cominciato a stanziare un 5% di risorse, abbiamo già oggi investiti circa 60 milioni in questa attività e poi abbiamo comprato anche idrobond garantiti dalla Regione e quindi adesso li abbiamo portati da un 5% anche al 20% come possibilità, il che significa che dal punto di vista quantitativo il 20% sono oltre 300 milioni volendo, insomma, no? Senza contare un altro fatto, che noi l'anno scorso attraverso i riscatti quando uno se ne va o le prestazioni, cioè quando uno va in pensione e compagnia, l'anno scorso abbiamo dato e riversato nel territorio qualcosa come 70 milioni. Cioè il fondo ha contribuito alla possibilità di reddito delle famiglie venete dando 70 milioni, facendo la sua attività, di raccolta, ma anche alla fine io sono uno di quelli, alla fine io ho accantonato per 30 anni e dopo ho una mia prestazione, no? Eccoci, che può essere sia in forma di prestazione mensile, sia in conto capitale. Ma questo perché uno raggiunge l'età pensionabile. Dopo 30 anni ha raggiunto questa roba. Sì, adesso ce ne vogliono 42 come minimo. Sì. No, parlavo di contribuzione. Non temete, perché il fatto di aver diversificato anche in età, no? Questo fondo pensione vuol dire anche garantirsi quel ragionamento che poi è saltato per l'Istituto di Previdenza Nazionale: tanti lavorano e contribuiscono, tanti escono e percepiscono. Ecco, i fondi pensione non hanno lo stesso meccanismo della ripartizione, ma sono cosiddetto a capitalizzazione. Capitalizzazione significa che ogni lavoratore che versa una propria somma ha un conto suo proprio, cioè lui si ritrova quello che lui ha versato più ovviamente gli interessi che ha maturato nel frattempo, quindi sotto questo profilo c'è un rischio diverso. Da una parte c'è il rischio demografico, per esempio, sì, no, ma infatti e da questa parte c'è il rischio finanziario, anche se, come ho detto prima, noi cerchiamo di ridurlo al 100%, però non c'è il rischio demografico in un fondo pensione, anche se evidentemente un fondo pensione ha l'esigenza di crescere continuamente, ha l'esigenza di fare in maniera tale che, perché più grosso è e più può ripartire i costi sono più bassi e che sono sempre maggiori anche i costi di gestione, perché anche e soprattutto adesso a livello europeo sono emerse delle norme, si chiamano IORP 2 sostanzialmente, che impongono trasparenza, conoscenza dei rischi eccetera, che giustamente comporta che il fondo spenda dei soldi per pagare professionisti che controllino che tutto sia fatto a regola d'arte, insomma, no? Siamo in chiusura, nel vostro DNA c'è un po' la visione. E quali sono gli step di questa visione di un fondo innovativo e che insomma non sta alla finestra? Intanto l'innovazione non è mai una questione che avviene un giorno e dopo. Ci vuole lungimiranza e pianificazione. Sì, ma l'innovazione è una cosa che facciamo come ogni giorno, è come la pelle del nostro corpo che si rinnova continuamente. Le citavo prima il fatto che l'anno scorso con la pandemia noi abbiamo dovuto affrontare il rapporto con gli iscritti in maniera totalmente diversa e quindi attraverso sportelli online, attraverso pratiche che vengono svolte direttamente attraverso un sistema algoritmico. Le cito solo un dato: su 25.000 pratiche svolte dal fondo di passaggio di iscrizione, 20.000 vengono fatte automaticamente. Cioè, l'anno scorso c'è stata una rivoluzione e adesso noi continuiamo su questo. La prima cosa che vogliamo fare è di continuare a crescere come numero di iscritti, e anche quest'anno, i primi 3 mesi, abbiamo fatto metà degli iscritti dell'anno scorso, no? Di tutto l'anno, no? E quindi
aumentare il numero delle persone e aumentare la tecnologia. Abbiamo un'app, abbiamo un sito, abbiamo le risposte automatiche e ogni anno noi abbiamo stanziato anche per i prossimi 2 anni, credo 200.000 euro solo per il miglioramento tecnologico. Io la ringrazio, siamo al termine, ringrazio Franco Lorenzoni, vicepresidente di Solidarietà Veneto, la ringrazio per questa disamina, ringrazio tutti i telespettatori che ci hanno seguito, grazie, arrivederci, a domani mattina. Grazie e buongiorno.